Nelle prime parti del documentario su Fuerteventura ho visto le caratteristiche delle isole, grandi panorami montagnosi, arsis dal sec e grandi plazi di savalon clar che fanno una maraviglia dai tanti amanti della natura. Non è come la natura morta ha spiccato al panorama di Fuerteventura, ma è anche la natura vive, vale a dire gli animali che vivono in libero. Varie qualità di uccelli, di fatto, si possono donge la int senza timore. Vecchi dai pappagai che abbeccoti intorno a int, se no drenti teman. O queste schiappe di occhi salvati che dall'alto sono venuti su proprio donge di me. Senza feveladi che i svelzi sghirati, taglian scoiattolo berbero, che ti corrin da uri intanto che tu ci amministra li pieris, sperando che tu i dedis di mangiare. Se tu i das, a mangin sulla tua man, di no crodi. Quella. Non fanno niente, non fanno niente. A proposito di besties, fevelin dall'Oasis Park di Fuerteventura. Che di salvadi alla domechest besties che sono lì ospitadis. L'Oasis Park è una vera oasi con 33.000 animali in un giardino botanico unico in Europa. Grandi recinti a ospiti in besties de savane africane in una vegetazione tropicale. Elefanti, girafis, ippopotams, zebris e tanti altre besties sono in un vero habitat africano proprio a Fuerteventura.
Dai, Ho un. paura. Dai. Dai che ti faccio la foto, dai. Vediamo. Mettiti. Perché non mi mangia le mani? Ciao. Oh sì, ciao. Abbiamo fame? Sì. Per rientrare, il biglietto al val parviò anche a 4 spettacoli, di pappagai, di reti, di leons marins e di uccelli rapaz. Chi in struc o mostri dome che i tre che ho sin arrivati a viodi. Il spettacolo coi pappagai, Muy buenos días y bienvenidos a Panos Live. Mi compañero Roger, mi nombre es Laura. Juntos vamos a hacer los mecanismos. Hi, Bueno, con este precioso ejemplar de un tamaño verde, con el equipo Olivia, que es donde se encuentra su hábitat natural. Muchas de estas aves están en grave peligro por diversos motivos, pero los principales suelen ser dos: el tráfico ilegal de especies. Gracias por su visita, hasta pronto. Chao. del león marín, Questa paura che ha che sia una. e che dai reti. Son dos especies diferentes de cocodrilo. Mi compañero les va a enseñar a los pequeños cocodrilos del Nilo y aquí donde yo me encuentro en el actualidad no es como cocodrilos del Nilo no tenían el tamaño. Para poder diferenciarlos son los de los que cielo, no llegan a más de los 3 metros. Okay, the anaconda come from South America. These animals are very Claro, tengo que decir que suelen elegir la número 1 porque creen que es tanto consciente y húmedo y desagradable, pero todo lo contrario, muy suave y seco. Buongiorno Italia! Dal tutto eccezionale è anche la escursione in strade chiamate 4x4 Beach Coffette, che us propone la cerimonia di partenza fatta in loro sede a Morro Hable. My brother from another mother. Jay Salami Jibril! Mr. Danny with his wife. Danny! Pavel! Lorenzo! My name is Magic and I just want one applause like this. Questa escursione nos permette di arrivare dal Parco Naturale de Penisola di Candia e di conoscere le plaze più belle, ma la più salvagie des Canaries, Coffette. Se di Candia ho vinto favelato in che altri documentari,
Culi o fevelin di quest unic e misterios paesaggi. Il viaggio si fa su strade stretti, non sfaltatis, vistis di montagna. Il panorama del parco naturale è spettacolare ma stressante. La strada è con curvi e tornanza come don, un porta sul punto più alto delle montagne, la punta del vento, circa 200 metri di altezza. Per poi tornare giù che altre bande. La guida nos ha detto che ho infortunati perché fatti strani, il vento sulla ponte vuoi non è. Nos spiega che ho su c'è che arreste di un grandissimo vulcano collassato giù in mare, ma che un tempo la penisola di Candia le aveva formate lui. La Valade è la lunghissima splase e è immensa e spettacolare. Per arrivare in splase il tragitto è lungo. O passin per Cofete, un villaggio con pochi casis, baracchis, ma che dà il non a tutto il parco. A vivi in poche persone schiatteri su cabris. Davanti alle immense splase è un gran cimitero. Lassù, lontano, si vede una casa isolata. Si chiama la Casa Winter, per via dall'ingegnere Gustav Winter, forse spia dai tedeschi. Chi a conti che la seconda guerra mondiale il dittatore Francisco Franco di Spagna era alleato con i nazisti e la casa era sotto la sua protezione. A conti di una galleria sotterranea che portava in mare, in che volte laggiù erano i sottomarini pronti per partire in imprese di guerra, collegati col campo di aviazione poco lontano. Ma altri voci dicono che la casa era un grande laboratorio chirurgico plastico per cambiare la filosofia dai gerarchi nazisti. In servizi era tante gente, civili e prigionieri di guerra, sclavi che lavoravano per loro in gran segreto. Chi dal satellite di Google o cialin che in una vallata così salvadia, questo gran cimitero forse, o per da bon, all'ospite parte di che pure int. Si sente in tanti sconti, ma di sicuro non le nuie di ver. Morti per un tedesco, come non le sta nessuno. È un custode, sì, ma che al conte c'è che sta bene a lui. Nanche Wikipedia è esauriente e il mistero arresta. Però qua sono per seppellire tutti chi morti. Ultime tappe. Il faro di Puertito de la Cruz, dove che ho gustato a base di paella. O sin tornati in resort, la furstrada 4x4 non si è scanata e anche se è malincur, o sin contenti di riposare i vues macolati.
La casa Winter non s'ha lasciat mal la paiaz, ma o tornare in ben te biele ma misteriose valade di cofete. Mandi?